Cordoglio in città per la morte della 26enne Martina Frequente, vittima di un incidente avvenuto la notte di sabato nei pressi di Aragona. La giovane si sarebbe sposata tra non molto a Villa Seta. Sono state annullate le manifestazioni previste per la Madonna della Catena in segno di lutto. Presentati stamani dalla Questura di Agrigento due nuovi dirigenti, Carlo Mossuto, vicario del Questore, e Francesca Roberto, vicequestore aggiunto. Sabato manifestazione davanti al comune di Agrigento per protestare contro la mancanza di acqua in città. Messaggio dell'Arcivescovo di Agrigento in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico ai docenti e agli alunni. Al via le lezioni all'Istituto Rita Levi Montalcini, Gallo, Sciascia e all'Istituto Manzoni di Raffadali, riaperto dopo 20 anni. Gazebi informativi dell'Ordine dei Fisioterapisti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. In occasione della giornata mondiale il tema scelto quello del mal di schiena. La prima del campionato di Serie D vede l'Akragas sconfitta per 2-0 all'Ocri, mentre il Cassum Favara non va oltre il pareggio per 0-0 contro l'Enna. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento di oggi, lunedì 9 settembre. Cordoglio in città per la morte della 26enne Martina Frequente, vittima di un incidente stradale. La giovane si sarebbe sposata tra non molto. Ce ne dice di più Margherita Trupiano. Cordoglio in città, in particolare nei quartieri di Villa Seta e Monserrato, per la morte della 26enne Martina Frequente, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato sera al rientro dai festeggiamenti per un matrimonio nei pressi di Aragona. La giovane era a bordo dell'auto guidata dal padre che, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un'altra autovettura. A bordo, salvatosi insieme agli altri occupanti del veicolo, il fidanzato, insieme al quale proprio a Villa Seta aveva partecipato al corso prematrimoniale. La ragazza aveva infatti in programma di sposarsi. La notizia ferale ha spinto parroci e rappresentanti dell'Associazione dei Devoti ad annullare in segno di lutto gli ultimi eventi in programma in quelle ore per la festa in onore di Maria Santissima della Catena. Una decisione molto difficile, ma abbiamo pensato che umanamente fosse la cosa più giusta da fare, ha detto al termine della messa Don Rino Lauricella, parroco dell'unità pastorale di Villa Seta e Monserrato. Abbiamo invitato tutta la comunità a unirsi in preghiera durante la processione, non solo per Martina ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell'incidente, ha concluso. La processione serale infatti ha svolto un tragitto più breve, non è stata accompagnata dalla banda musicale, le luminarie sono rimaste spente e i fuochi d'artificio sospesi. Poi una sosta davanti all'abitazione di Martina in cui tutta la comunità si è fermata a pregare. Conferenza stampa stamani in questura ad Agrigento per la presentazione del vicario del questore Carlo Mossuto e di Francesca Roberto, vicequestore aggiunto. Le interviste. Sono particolarmente contento di tornare ad Agrigento, che comunque è la mia città e quella che è stata per anni anche la mia questura, e dei doverosi ringraziamenti devo esprimere al signor Capo della Polizia per questo incarico così importante, delicato e prestigioso di vicario del questore di Agrigento, e anche al questore Palumbo che mi ha fortemente voluto, quindi spero di ripagare la fiducia riposta in me con il lavoro, il sacrificio e l'impegno. La questura di Agrigento la conosco per aver lavorato per gran parte del mio percorso professionale in questo territorio, prima con l'esperienza da dirigente del commissariato di Licata, poi anche alla Digos, e l'ultima esperienza vissuta come capo di gabinetto. Conosco le particolarità del territorio, la tematica dell'immigrazione clandestina, che comunque è quella che più impegna la questura, però ritengo di
di poter fare un buon lavoro anche per la collaborazione che avrò di una squadra di funzionari di assoluto livello e di personale di grandissima professionalità. Sono irpina di nascita, non ero mai venuta in Sicilia qui ad Agrigento, sono convinta che sarà un'ottima terra in cui potrò dare il meglio di me, potrò fare tante esperienze che sicuramente mi serviranno per il futuro, quindi sono contenta di essere qui e sono disponibile. E si è svolta sabato pomeriggio una manifestazione per l'acqua ad Agrigento davanti al municipio, presenti numerose associazioni agrigentine, tra cui Legambiente, anche a sostegno della protesta del rappresentante del Codacons di Agrigento Di Rosa, che da martedì 3 settembre staziona davanti al comune giorno e notte con una tenda affinché si possa risolvere il problema della distribuzione idrica in città. Le interviste. Legambiente presente a questa manifestazione per l'acqua. Noi siamo a favore della risoluzione della crisi idrica e quindi chiunque di buona volontà indica manifestazioni, concentramenti, dibattiti per risolvere questa crisi, noi siamo al fianco di queste persone, al fianco delle associazioni, al fianco ai partiti che conducono una battaglia per la risoluzione vera di questo problema. E quindi siamo qui oggi pomeriggio presenti al sit-in indetto dal Codacons e ci stiamo confrontando con i nostri compagni di strada, con i nostri compagni di avventura per risolverlo davvero questo problema. La misura è colma e adesso si sa, almeno la Protezione Civile regionale ha dato indirizzo, ha indicato qual è la strada, bisogna reperire le fonti. Reperire le fonti vuol dire recuperare le fonti che fino a 10 anni fa erano utilizzate e che poi sono state progressivamente abbandonate, quindi sono fonti immediatamente utilizzabili, cercare nuovi pozzi e a mali estremi, se l'acqua non dovesse essere sufficiente per il fabbisogno idropotabile, ricorrere anche ai dissalatori, ma in estrema ratio, perché i dissalatori hanno un costo energetico molto alto e quindi il costo di produzione dell'acqua da dissalatori è molto più alto rispetto al costo dell'acqua prodotta attraverso i pozzi. Ingegnere, anche lei qua? Sì, abbiamo segnalato negli anni, Legambiente ha segnalato tutta una serie di inadempienze e soprattutto tutta una serie di soluzioni tecniche praticabili e anche di inadempienze proprio del gestore, dell'assemblea territoriale idrica, di chi si occupa di questo settore, perché quello che abbiamo visto non ci è piaciuto. La mancata misurazione dei consumi, la mancata repressione di abusi, sprechi, la mancata individuazione dei prelievi abusivi di risorsa, la mancata manutenzione delle reti, tutte queste cose fanno sì che la quantità d'acqua che viene messa in rete, tra la quantità d'acqua che viene messa in rete e quella che arriva nelle case ci sia una differenza enorme. Quindi semplicemente questo, richiamiamo ciascuno alle sue responsabilità, ma soprattutto al recupero degli ingenti finanziamenti che in questi ultimi anni anche si sono persi per il rifacimento delle reti e per tante altre attività obbligatorie e fondamentali. Continua il sit-in di Peppe da 5 giorni, oggi un concentramento, ma non vediamo molta partecipazione. Arturo, io l'ho detto sin da principio, io sono partito organizzando il sit-in col mio stazionamento qua, perché conosco questa città. Le manifestazioni precedenti hanno spento un attimo l'entusiasmo della gente. La gente ad Agrigento si adatta, sono andati tutti a comprarsi i bidoni, tanto oltretutto nel frattempo è migliorata la distribuzione. Il sindaco non ha fatto quello che doveva da protezione civile. Il decreto del 6 di maggio dice che tutto viene delegato alle protezioni civili locali. Ora fanno il ping pong tra la regione, il comune e la protezione civile regionale. Noi vogliamo l'acqua, noi abbiamo detto che io rimarrò qua e oltretutto ti spoilerò subito una cosa. Io rimarrò qua finché non migliorerà il sistema idrico, la distribuzione idrica, con un dissalatore, con fonti alternative che sono i pozzi. Io parlo di pozzi da aprile, come mai il sindaco non ne parlava? Io da cittadino, quando dico io da cittadino, perché non il sindaco? Reperisco fonti alternative. L'eccesso è reperire una fonte alternativa all'interno della struttura del comune. Dentro il teatro Pirandello c'è un ipogeo che dà acqua. Il sindaco non l'aveva catalogato questo, non l'aveva messo a disposizione di AICA.
2 litri al secondo, per farlo capire agli agrigentini, daranno acqua a un quartiere come il campo sportivo. Ma sindaco, sai fare il sindaco o vuoi fare altro? Se sai fare il sindaco, fai il sindaco, se vuoi fare altro, fai altro. Ti dimetti, dici non sono capace, non sapevo dove mettere le mani. È più onesto intellettualmente come ragionamento. Andiamo alla presenza che poteva essere sicuramente più numerosa. Le altre associazioni, le vedete qua, si sono aggregate perché hanno capito che io non sto strumentalizzando. Adesso parlerà una persona che è fuori da ogni cognizione politica da Agrigento, perché fondamentalmente io lo dico, sono onesto intellettualmente, lo dico un anno prima che sono candidato, perché da ora in poi io tutto quello che ho fatto prima, mica l'ho fatto perché io non credo alla politica. Chiunque si vuole spendere per la sua città, chiunque ama la sua città e la vuole migliorare, ne parla, perché non è che se tua moglie è bella, si trucca, tu non vuoi, la fai truccare, la rendi più bella. Questa Agrigento va migliorata e sicuramente chi non è contento di chi ci sta amministrando dovrà trovare un'alternativa che magari non sarò io, sarà un'altra persona ancora. Allora, noi come associazione abbiamo partecipato a tutte le manifestazioni che sono state fatte per attenzionare e sensibilizzare sul drammatico problema idrico che la nostra provincia sta vivendo. Abbiamo sempre detto, anche con documenti ufficiali, che questa crisi, più che essere dovuta alla mancanza di pioggia o al cambiamento climatico, è dovuta a una crisi profonda della politica locale e regionale. Come Consulta abbiamo proposto da 3 anni soluzioni che avrebbero, diciamo, mitigato oggi la carenza idrica. Uno degli aspetti più importanti è che la ricerca di nuove fonti e di nuovi pozzi doveva essere iniziata da AICA e quindi anche da ATI, dall'Assemblea Territoriale Idrica 3 anni fa, non ora, perché non si può ora compensare tutto quello che non si è fatto in 3 anni e farlo in un mese. È chiaro che ci sono gravissime difficoltà. Uno dei fattori della crisi idrica è che Sicilia Acque, che fornisce l'acqua ad AICA, ha chiuso i rubinetti per circa il 50%. Questo avviene perché gli invasi sono svuotati, ma avviene anche perché, a nostro parere, AICA ha un debito di 18 milioni di euro con Sicilia Acque. Quindi è un fattore economico, dici tu? Non si può non pensare che il fattore economico incida, e allora si chiede a tutte le istituzioni di intervenire anche su questo. L'ultima cosa veloce e chiudo è che tutte le fonti dell'ambito appartengono al demanio, quindi appartengono a tutti i cittadini, e ci sono almeno 7 comuni della montagna per i quali la crisi non esiste, e quindi è chiaro che anche quelle risorse vanno messe a beneficio. Il messaggio di auguro per il nuovo anno scolastico dell'Arcivescovo Damiano ai docenti e studenti. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Instancabili tessitori di speranza e di pace. Torna su questa esortazione l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, che oggi in una nota porge il suo augurio di buon lavoro a docenti e studenti che cominciano il nuovo anno scolastico. Docente e studente, afferma, sono dei participi presenti sostantivati. Il participio presente indica un'azione continuata nel tempo. In un certo senso specifica si è nel contempo docenti e studenti per tutta la vita. E poi continua: forse siamo divenuti tutti in questi tempi una facile preda dell'ansia e della fragilità non solo fisica ma anche psichica e spirituale. La parola ansia sottolinea che già nella sua etimologia è ciò che ci soffoca, che restringe i nostri orizzonti, ci toglie la speranza, impedendo di pensare e implementare il bene. Poi
poi la parola fragile, che trova la sua origine nel verbo latino rangere, ossia rompere, fragile, quindi chi si rompe con facilità, chi non ha capacità di resistenza e resilienza. Fragile può significare anche chi infrange il tessuto connettivo e costitutivo delle relazioni sociali, sottolinea il presule, sino ad eliminare fisicamente l'altro, sia nelle guerre tra popoli che nelle nostre città. La filosofa Hannah Arendt parlerebbe di banalità del male, evidenzia: non dobbiamo mai dimenticare che in ultima analisi l'altro siamo noi. Anche la Bibbia, poi, afferma, conosce la fragilità umana, ma al contempo ne indica la via d'uscita. Scrive e descrive poeticamente la fragilità umana il profeta Isaia con queste parole, cita nella lettera: ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. E poi conclude: l'augurio che vi formulo è dunque quello di dare in voi domicilio a parole belle e buone, soprattutto alle parole del Vangelo, parole che danno vita e non morte. E l'Istituto Enogastronomico Gallo ha aperto oggi le porte agli alunni delle prime classi con un'accoglienza avvenuta presso l'auditorium della scuola. Sentiamo la dirigente scolastica. Oggi primo giorno di scuola per i ragazzi del primo anno del liceo Gallo, una presentazione che coinvolge anche le famiglie per illustrare quali sono le offerte didattiche della scuola. Sì, oggi il nostro anno scolastico prende il via con l'accoglienza dei ragazzi delle prime e delle seconde classi e delle loro famiglie qui in auditorium, perché vogliamo che da subito si sentano accolti, abbracciati dalla scuola, da una scuola che offrirà un'offerta formativa varia e darà loro tante possibilità e permetterà loro di crescere. Quello che vogliamo oggi trasmettere ai ragazzi è la consapevolezza di un impegno che inizia oggi e che si protrarrà per i ragazzi, per le new entry, per ben 5 anni, ma anche le opportunità che questa scuola offre, l'offerta formativa ricca, variegata, la presenza nel territorio, la qualità dei servizi, insomma, memori dei successi dell'anno scorso. Vogliamo proprio potenziare determinate situazioni, determinati aspetti metodologico-didattici, anche grazie al sussidio di apparecchiature tecnologiche, informatiche, che renderanno i ragazzi protagonisti del loro sapere e sempre all'avanguardia per quanto riguarda i nuovi saperi. Malgrado la giornata non proprio luminosa, solare, lo stato d'animo nostro invece è tutt'altro, è proprio entusiasmo, è proprio allegria, ed è questo proprio il messaggio e l'augurio che voglio rivolgere a tutti: che l'entusiasmo, l'allegria, la curiosità di questo primo giorno di scuola non passi mai nella consapevolezza di trovarsi in una scuola che li aiuterà a crescere e soprattutto che li saprà ascoltare e sostenere in qualunque momento del loro percorso. L'organico, lo staff è tutto al completo, preside? Allora, qualche docente ancora manca, però in linea di massima siamo già operativi, possiamo partire con un orario ricco e completo. In ogni caso le riunioni preliminari che abbiamo svolto nei primi giorni di settembre ci hanno permesso di organizzare in maniera completa ed esaustiva questo primo periodo dell'anno scolastico. Al via le lezioni per gli alunni delle prime classi dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Abbiamo intervistato il dirigente scolastico Luigi Costanza. Preside, oggi comincia il nuovo anno scolastico all'Istituto Rita Levi Montalcini, che ricordiamo ha ben 8 plessi, quindi un'offerta didattica completa, vasta nella sua integrità. Sì, oggi iniziamo con il primo giorno di scuola con l'accoglienza dei nuovi ragazzi che sono iscritti alle classi prime. Qui siamo al plesso centrale Federico II, io ho fatto il giro negli altri plessi. Come diceva lei, sono ben 8 plessi che si dislocano nella parte meridionale di Agrigento, Villaggio Peruzzo, San Leone, Via dei Fiumi, e devo dire che c'è stato un momento, anche se la giornata è stata poco clemente, però in realtà
diciamo, abbiamo avuto tutto l'ingresso di nuovi bambini ai quali abbiamo regalato come un gadget il nostro cappellino, e quindi dico, stiamo iniziando nel miglior modo possibile. L'offerta è completa, scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria? Sì, l'istituto comprensivo si articola in 3 settori: la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Quest'anno in più, con i fondi del PNRR, abbiamo creato dei nuovi laboratori, e quindi anche questo servirà per accrescere l'offerta formativa già abbastanza vasta del nostro istituto. Devo dire che le attività che poniamo in essere sono tantissime. A testimonianza di ciò è stata l'ulteriore premiazione che abbiamo avuto durante i mesi estivi nel premio Alessio Di Giovanni per tutte queste attività che abbiamo svolto, quindi ci hanno onorato e premiato per queste notevoli attività svolte. Grazie anche all'organico che avete, un corpo docenti ben istruito con tanta esperienza. Sì, devo dire che sono onorato, orgoglioso di guidare un corpo docente estremamente valido, docenti estremamente professionisti e professionali. La quasi totalità sono docenti di ruolo, e quindi come tale non c'è questo accavallamento di, diciamo, docenti precari. Questo comporta una didattica fondata sulle attività, sulle competenze, ma soprattutto fa sì che già sin dal primo giorno di scuola si può fare, i ragazzi hanno dei docenti a tempo pieno indeterminato. Avete avuto dei problemi circa l'organico, le nomine? Ma questo dovuto chiaramente al ritardo della pubblicazione delle GPS, però ripeto, il nostro organico è quasi formato quasi da tutti i docenti di ruolo a tempo determinato, quindi non ci sono state grandi difficoltà. Siamo tutti al completo, quindi questa settimana faremo un orario considerato le temperature un po' ridotto, quindi da domani l'orario sarà dalle 8 alle 12 e se tutto va bene dalla prossima settimana andremo a pieno regime. Gli obiettivi primari? Gli obiettivi primari per proseguire nel dare un'offerta sempre più ampia ai ragazzi, far capire loro che l'importanza della scuola come valore principale per la loro crescita formativa e sociale, e poi, ripeto, partecipare alle varie attività o iniziative che provengono dal mondo esterno. All'Intet Sciascia di Agrigento, diretto da Milena Siracusa, la prima campanella dell'inizio delle lezioni ha suonato stamattina per gli studenti delle prime classi alla presenza dei loro genitori. Al via all'Istituto Sciascia il nuovo anno scolastico, con quali obiettivi e se ci sono delle novità didattiche? L'obiettivo principale è quello di accogliere gli studenti questa mattina, i più piccoli, gli alunni delle classi prime, nel modo più sereno possibile, in quella dimensione di chiarezza, di reciprocità, di unicità di intenti, pur con differenti ruoli. Accogliamo quindi gli alunni accompagnati dai loro genitori, ai quali vogliamo rivolgere parole legate all'assetto organizzativo, didattico della scuola, perché sia chiaro l'obiettivo principale. Ci affidano il bene più prezioso, la crescita dei loro figli, e il nostro impegno quindi è massimo nel soddisfare questa richiesta, cercando nel modo degli educatori e con la professionalità degli stessi ad accompagnare questi ragazzi nel percorso di crescita per consegnarli alla società, sperando di farli crescere in modo responsabile da cittadini del futuro. E dopo 20 anni riapre l'Istituto Manzoni a Raffadali, debitamente ristrutturato. Sentiamo il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei Antonella Argento. Stiamo iniziando con un nuovo istituto e le insegnanti e i ragazzi sono felicissimi di riaprire dopo oltre 20 anni questo istituto. Oggi è un giorno per me bellissimo per 3 motivi. Uno, perché riaprendo il Manzoni ritorno indietro di non dico quanti anni, perché anch'io da bambino ho frequentato questo istituto. Ci ho lavorato come insegnante e adesso ritorno come dirigente.
Penso che sia un buon anno, anche questo risultato è stato portato a termine. Siamo una grande famiglia, tutti pronti a sbracciarsi per il bene comune e quindi so che andremo avanti nel migliore modo possibili. Noi siamo una scuola a indirizzo musicale e quindi, a parte i primi giorni che preferiamo un inserimento graduale, poi andremo a regime perché ho l'organico quasi tutto completo. Certo, da sola non posso fare tutto, mi avvalgo di un ottimo staff, di ottimi collaboratori, di referenti di plesso, insomma siamo una struttura a maglia larga in modo da poter sopperire dove io non posso andare perché non ho il dono dell'ubiquità. Mi sto attrezzando ma non ce l'ho ancora. Per ultimo, possiamo rassicurare i genitori che sarà un anno scolastico sereno? Assolutamente sì, e qualsiasi cosa hanno bisogno la mia porta è sempre aperta. E l'Ordine dei Fisioterapisti di Agrigento, Caltanissetta e Enna, in occasione della giornata mondiale della fisioterapia, ha organizzato un evento formativo e celebrativo avvenuto ieri in Piazzale Giglia a San Leone. Il tema nazionale scelto quest'anno è stato quello della cura e prevenzione del mal di schiena. Abbiamo intervistato il presidente dell'Ordine, Domenico Contino. Parliamo di questa iniziativa oggi qui in Piazzale Giglia a San Leone. Il vostro ordine è a disposizione della gente. Come è andata? Oggi è la giornata mondiale della fisioterapia che ricorre come ogni anno l'8 di settembre e come ordine interprovinciale dei fisioterapisti abbiamo deciso di organizzare una giornata informativa nei confronti di tutta la cittadinanza per spiegare loro il ruolo del fisioterapista e l'importanza del fisioterapista nel sistema sanitario nazionale. Il tema nazionale di quest'anno è il mal di schiena. Il mal di schiena è una patologia purtroppo molto diffusa, ormai un italiano su 3 ne soffre. E la fisioterapia e il fisioterapista svolge un ruolo determinante ed è il professionista sanitario più autorevole e accreditato per poter curare questo tipo di patologia. Ma noi, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stiamo puntando moltissimo anche sulla prevenzione, soprattutto per ridurre anche i costi a carico del sistema sanitario nazionale. Quindi stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi al fisioterapista anche per prevenire questo tipo di patologia, non soltanto per curarla. C'è stata una richiesta in questo senso? Sì, molte persone oggi sono venute nonostante la giornata molto, molto calda, a cui abbiamo spiegato le cose che ci chiedevano relativamente alla cura del mal di schiena. Abbiamo fornito loro dei volantini informativi che spiegavano tante cose sulla prevenzione e sulla cura del mal di schiena e anche sul ruolo del fisioterapista, e abbiamo cercato di sensibilizzare i cittadini anche sul fatto di verificare, tra l'altro si può fare molto facilmente sul nostro sito internet, la reale iscrizione all'ordine del professionista a cui affidano le loro cure. La malattia più riscontrata, il sintomo insomma più riscontrato qual è? Ma chiaramente il mal di schiena produce molti sintomi, può arrivare a una limitazione funzionale, può provocare anche una limitazione funzionale importante, che non è soltanto il dolore nella zona centrale della schiena, nella zona lombare, ma si può anche arrivare a un blocco articolare, quindi a non potersi più muovere per svolgere le attività della vita quotidiana. Per non parlare poi anche delle radicolopatie periferiche che può provocare una discopatia come la cosiddetta lombosciatalgia, che è una patologia piuttosto comune, un'evoluzione un po' più grave del mal di schiena. E si è conclusa a Montevago la 27ª edizione della Festa del Vino, alla presenza di diverse cantine per festeggiare il vino e un percorso enogastronomico particolarmente apprezzato dal pubblico. È un appuntamento che ormai è arrivato alla 27ª edizione, è un momento per quasi chiudere la stagione estiva. La Festa del Vino rappresenta
questo momento da un lato e dall'altro lato il raccolto, perché anche quest'anno a causa del grande caldo diciamo che la vendemmia si è già conclusa. È un momento importante per il territorio, questo territorio assieme ai comuni di Menfi, di Santa Margherita, Sambuca, Contessa, traccia il percorso della Via del Vino, delle Terre Sicane, vuole essere un modo per stare insieme, per divertirsi, per festeggiare il vino e assieme al vino ovviamente la buona musica, il cibo, e quindi è un percorso enogastronomico e devo dire ha grandi risultati ogni anno perché la gente viene, è un appuntamento che ormai si è consolidato nel tempo. E questa mattina non c'è stato un momento più bello di inaugurare un vigneto didattico, tutti i viticoltori, le cantine che sono presenti si rivedono in questo momento che è bello per tutti. Quest'anno ci sono 9 cantine che hanno partecipato e che ringrazio veramente di cuore, la cantina di Giovanna, la cantina Sette Sole, le cantine Cellaro, Tamburello Vini, Palazzolo, Domina Micina. Grazie a loro si svolge questa festa. Linea alla regia per la pubblicità. È presentato da parte del Rotary Club di Agrigento il volume Monasteri, Eremi e Conventi, relatore Valerio Cimino, presente anche Giuseppe Pitari, governatore, con un suo intervento e servizio. Ogni anno il Rotary identifica un tema per una pubblicazione editoriale di rilievo e inedita nei contenuti. Quest'anno, per l'anno rotariano di cui io sono governatore, quest'anno 2024-2025, abbiamo scelto come tema Monasteri, Eremi e Conventi, Sicilia e Malta. Quando dovevo scegliere il tema cercavo qualcosa di originale che rispecchiasse un po' quella che era anche il mio modo di essere, no? la mia esperienza. E mi sono accorto a un certo punto che proprio l'esperienza dello spirito attraverso appunto monasteri, eremi e conventi era una componente importante e quindi volevo condividere questo con tutti. Monasteri, eremi e conventi è una pubblicazione editoriale realizzata da tutti i Rotary Club della Sicilia, 101 club che hanno identificato un monastero, un eremo, un convento nel proprio territorio e che tutti insieme appunto abbiamo realizzato quest'opera che vuole essere al contempo una celebrazione delle opere d'arte che vi sono all'interno di queste strutture, dell'architettura, della storia e della cultura, oltre che gli aspetti appunto interiori. E poi uno spunto per il lettore che incuriosito possa andare a visitare questi luoghi e quindi facciamo anche un po' di promozione per la nostra meravigliosa terra che è la Sicilia e Malta, perché il volume riguarda sia Sicilia che Malta. Abbiamo scoperto che dietro le mura di conventi, di monasteri e di eremi si nascondono storie affascinanti, inedite. D'altra parte molte storie nella letteratura hanno dato origine appunto a romanzi e noi crediamo che in qualche maniera attraverso questa narrazione si possa suscitare anche da questo punto di vista la curiosità anche sotto questo aspetto da parte del lettore. I monasteri, eremi e conventi sono sviluppati nel corso del tempo in maniera successiva, perché prima nascono un po' gli eremi, nel senso che gli eremiti sono quei primi antichi cristiani che nel 300 d.C. si isolano dalla società e rimangono in zone disperse, nascoste in mezzo alla natura a pregare. Poi comincia la vita comunitaria e vengono fuori i monaci e le monache e i monasteri. Più avanti, col 1200, invece arrivano i conventi. I conventi nascono con i francescani, i domenicani, quindi con quelli che scelgono una vita di povertà non solo per i frati, ma anche, e quindi i frati e per le suore, ma anche per i conventi. Mentre invece i monasteri erano poveri frati, ma i monasteri erano invece molto ricchi, avevano proprietà, avevano ricchezze. E quindi raccontiamo nella storia come si sono successe queste varie fasi e raccontiamo anche le varie principali congregazioni religiose, molte delle quali sono ancora esistenti e presenti in Sicilia e in tutto il mondo alcune. Una cosa su cui ci siamo soffermati è anche sull'aspetto dell'eversione dell'asse ecclesiastico, cioè il Regno d'Italia nel 1866 per far fronte ai propri debiti sostanzialmente requisisce, confisca i monasteri, gli eremi, i conventi di tutta Italia, ma vedremo come la maggior parte erano in Sicilia,
li vende per fare cassa o li trasforma in edifici pubblici, quindi caserme e uffici di vario tipo, scuole e così via. Una delle cose che mi ha colpito di più è il fatto che questi monasteri ovviamente vivevano, i monasteri con la coltivazione dei loro territori, quindi erano delle aziende produttive, agricole produttive, ma i conventi invece si reggevano sulle elemosine o sui prodotti che realizzavano, quindi ci sono una serie di prodotti che vanno da prodotti caseari, torte, dolci eccetera, che sono nati e stati creati nei monasteri, soprattutto in quelli femminili, nei monasteri di clausura, dove oltre a questo facevano anche i ricami. Una cosa magari che può essere simpatica a ricordare, ad esempio, non so se conoscete la birra Paulaner, è una birra prodotta in Germania, però non si sa qual è l'origine. Paulaner nasce da un monastero dei Paolotti, cioè i frati di San Francesco di Paola, che per sostenere il monastero producevano e vendevano la birra. Oggi è un marchio internazionale e come questi ci sono tanti altri che invece sono rimasti magari a livello più artigianale. Però era un mondo che cresceva e si sviluppava attorno a questi centri culturali. Vediamo ora un approfondimento sulla situazione delle carceri in Sicilia, situazione drammatica per la mancanza di personale e continue proteste. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Nella casa circondariale di Trapani un detenuto di origine tunisina ha appiccato nelle scorse ore un incendio nella propria cella per protesta, mettendo in pericolo se stesso, altri detenuti e gli agenti che operano nel reparto. Si è evitato il peggio solo grazie al tempestivo intervento professionale del personale di polizia penitenziaria, così dice il segretario provinciale del SINAP Rocco Parrinello. Tutti impegnati in turni massacranti e carichi di lavoro attualmente insostenibile. Abbiamo già denunciato, dice ancora Parrinello, agli organi regionali e centrali che sempre lo stesso detenuto a distanza di qualche mese ha messo in atto altre proteste, è salito sul tetto del reparto e pretendeva la partenza immediata. Qualche altro giorno ha messo anche a rischio la salute degli agenti. Sono necessari interventi tangibili e immediati, dice ancora, fermo restando la necessità ineludibile di riformare il sistema e la sicurezza. È necessario nei tempi più brevi di ridurre il sovraffollamento e potenziare la polizia penitenziaria. La situazione delle carceri resta allarmante. Nel 2024 sono 70 i suicidi fra i detenuti e 7 fra la polizia penitenziaria, 15.000 ristretti oltre posti disponibili, 18.000 unità mancanti alla polizia, aggiunge ancora Parrinello. Secondo i dati riportati nelle schede di trasparenza del Ministero aggiornate a quest'anno, mancherebbe il 16% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.068 nello specifico. La casa circondariale di Trapani ad oggi si trova carente di organico di almeno 50 unità. Il SINAP chiede così al PRAP e al DAP un nuovo scorrimento di graduatoria per ripristinare l'ordine e la sicurezza. Una situazione grave che perdura oramai da tempo e che ha portato all'aggressione dell'ispettore capo in servizio presso il carcere Pagliarelli. Fatti però che non possono non ricollegarsi alle gravi disattenzioni del governo nazionale che non ascolta le indicazioni che pervengono dai sindacati della polizia penitenziaria. A dire questo invece Giovanni Assenzio, segretario provinciale UIL Polizia Palermo, intervenuto in seguito all'ennesimo grave episodio che si è verificato all'interno della casa circondariale Lorusso. La UIL Polizia Palermo esprime la massima solidarietà e vicinanza sia all'ispettore ferito che ai colleghi tutti del Pagliarelli, che ogni giorno, come in altri istituti, devono far fronte a situazioni insostenibili create dalla sproporzione esistente tra il numero degli agenti di polizia penitenziaria e la sovraffollata popolazione carceraria, nel caso specifico un solo operatore contro 50 detenuti. Peraltro il grave fatto ora occorso sarebbe ricollegabile a detenuti extraregionali gravati da pene importanti che avrebbero ostacolato già nei giorni scorsi le perquisizioni delle celle, attuando così tentativi di incendio. Un clima non più sopportabile che stride con i recenti provvedimenti del governo nazionale che ha annunciato nuove assunzioni, in realtà in buona parte indirizzate al rimpiazzo di migliaia di pensionamenti.
A Messina il trofeo dei Castelli Peloritano al centro della scena, nella città dello Stretto. La gara, organizzata da Top Competition del 7 e 8 settembre, valida per il campionato regionale e per il campionato sociale messinese, ha raggiunto la quota di 41 adesioni con top driver ed equipaggi d'Oltrestretto. Novità, la prova in notturna dinanzi all'Università della città dello Stretto. Il trofeo dei Castelli Peloritani e tutta la regolarità in provincia di Messina sono in grande crescita. Lo dimostrano i numeri del trofeo dei Castelli Peloritani 2024, che ha raggiunto 41 equipaggi partecipanti e l'interesse collettivo per la disciplina sempre in aumento. Da circa 3 anni, e cioè da quando la Top Competition, l'Automobile Club Messina e un gruppo di appassionati, con il pieno supporto della delegazione ACI Sport Sicilia, hanno creduto nella possibilità di riportare la nobile disciplina automobilistica in provincia. L'interesse è aumentato in maniera evidente. Lo dimostrano gli step in cui questa progressione da un anno all'altro, da un evento all'altro si è consolidata. Così le precedenti edizioni del Trofeo dei Peloritani, lo slalom di regolarità a Salice, il primo test nazionale approvato da ACI Sport e adesso questo numero davvero gratificante di adesione che inorgoglisce chi ha creduto fortemente in questo progetto. La novità del 2024 è Messina al centro della scena. La città, grazie all'iterazione con l'amministrazione comunale, con il sindaco della città metropolitana Federico Basile e con gli assessori Massimo Finocchiaro e Massimo Minutoli, rispettivamente assessori dello sport e della protezione civile, torna protagonista di spicco. Passiamo alle notizie sportive. Esordio negativo per la squadra dell'Akragas all'Ocri, con una sconfitta per 2-0, un'Akragas sprecona che ha premiato forse eccessivamente l'Ocri. Tra i più positivi il giocatore Lofaso. Domenica prossima l'Akragas giocherà in casa con il Pompei. Ce ne parla Lentini. Alla fine, quando si sbaglia troppo, poi si finisce col pagarla cara. Questo quando è successo in sintesi allo stadio Macri contro il Volitivo Locri, che ha saputo attendere con astuzia e pazienza i primi errori di un Akragas sprecone nel primo tempo e distratto nel secondo. Un 2-0 che potrebbe anche risultare un po' pesante per la compagine dei Templi, che ha evidenziato dei limiti, specie in avanti. Inizio promettente per i ragazzi di Bonfatto, che all'ottavo si rendono pericolosi con un tiro di Lofaso, grande equilibrio con una certa prevalenza territoriale biancazzurra. Il Locri reagisce in contropiede, conquista qualche calcio d'angolo, ma il portiere ospite è sempre vigile. Al 33esimo l'Akragas è vicino al vantaggio, un tiro ravvicinato di Galiano viene neutralizzato con bravura da Lauritano. Poi spinge con maggiore determinazione l'Akragas e al 43esimo un diagonale di Grillo viene respinto sulla linea di porta da un difensore calabro. Sembra maturare qualcosa per i colori akragantini ed in pieno recupero in una rasoiata di Lovaso va a cozzare contro la faccia esterna della porta avversaria. Un primo tempo promettente, cui fa invece seguito un secondo meno brillante e con qualche disattenzione di troppo. Alla fine il solito Lofaso tra i più propositivi spreca da ottima posizione. Al 72esimo per la cronaca viene annullato un arretattuccio in sospetto fuorigioco. Non sbaglia invece Locri, che al 73esimo, grazie all'intuizione di Reis, ottiene il vantaggio. Contemporanea disattenzione a centrocampo di Meola e Grillo ed in contropiede l'attaccante calabro infilza il colpevole Dregan. Reazione rabbiosa dell'Akragas che non riesce ad equilibrare il risultato e in pieno recupero subisce il raddoppio definitivo del giovane Zucco. Domenica prossima si ritorna all'Esseneto contro il Pompei. È stata una prima giornata di campionato di Serie D gironesi e prime delusioni per le squadre siciliane. A parte la vittoria esterna del Paternò che ha violato il campo del Pompei, tutte le altre hanno subito delle sconfitte anche un po' pesanti, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Castrum Favara Enna è terminata 0-0, a Pompei ha vinto il Paternò 1-0, Locri Akragas come detto prima 2-0, Nissa Vibonese 1-1, va sottolineato che il gol della Nissa è stato
segnata da Riccardo. Vediamo ora la panoramica sulla prima giornata di campionato di Serie D, Girone I, sempre il collega Lentini. Prima giornata di campionato di Serie D Girone I e prime delusioni per le squadre siciliane. A parte la vittoria esterna del Paternò che ha violato il campo del Pompei, tutte le altre hanno subito delle sconfitte anche un po' pesanti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Castrum Favara Enna è finita 0-0. A Pompei il Paternò ha vinto meritatamente per una rete a 0. Il Locri ha superato l'Agregas 2-0, mentre Nisse e Vibonese 1-1. Era passata per prima la Vibonese in vantaggio, poi Riccardo Rotulo ha segnato la rete del definitivo pareggio per la Nissa. A 9G significa a Barcellona Pozzoligoto, la Regina ha vinto 2-1, Ragusa e Città di Sant'Agata 1-1, San Biase Siracusa 1-0, San Cataldese Licata 2-2, Scafatese batte la Ciriale per 4-0. Ci sono diverse squadre a 3 punti, quindi a punteggio pieno, e sono Scafatese, Locri, Regina, Paternò e San Biase, mentre a 1 punto Licata, San Cataldese, Vibonese, Ragusa, Sant'Agata, Nissa, Enna e Castrum Favara, mentre a 0 punti c'è la Nuova Egea, il Siracusa e il Pompei e quindi anche l'Acregas. E si conclude con un pareggio per 0-0 la partita di esordio del Castrum Favara in casa contro l'Enna. Ce ne parla più approfonditamente il collega Moscato da Favara. Prova di carattere della Castrum Favara che nella gara d'esordio del campionato nazionale di Serie D, dove ritorna dopo 20 anni, pur rimanendo in inferiorità numerica per oltre 50 minuti per l'espulsione di Cannino, riesce ad organizzarsi, a tenere a bada un'Enna intraprendente e a rendersi più volte pericolosa, sfiorando il gol in diverse occasioni. Ottima anche la prestazione degli ospiti che avevano già battuto la squadra favarese domenica scorsa nel primo turno di Coppa Italia. Lo 0-0 sembra il risultato giusto per una partita che alla fine si può dire sia stata sostanzialmente equilibrata. L'Enna ha preso un palo e il Favara ha risposto con una traversa, con i 2 portieri Scuffia e Simeoli che si sono resi protagonisti in diverse occasioni con interventi decisivi. Buona anche l'affluenza di pubblico con la tribuna pressoché piena, diversi i tifosi ennesi presenti anche con i loro ultras. Assenti ufficialmente, non si sono visti infatti striscioni, gli ultras favaresi in contestazione con la società che secondo loro li ha privati della curva nord che è stata riservata ai tifosi ospiti per destinarli in gradinata, soluzione che non viene accettata, preferendo la loro collocazione naturale in curva nord. La partita, come dicevamo, è stata sostanzialmente equilibrata nonostante i padroni di casa in 10 uomini. La formazione di Pietro Infantino ha espresso tutto sommato un buon calcio nonostante l'assenza degli squalificati La Piana e Palermo e la non perfetta condizione di almeno altri 3 titolari. Primo tempo scoppiettante con diverse occasioni da ambo le parti, ripresa dai ritmi più bassi ma sempre ricca di occasioni, con l'Enna che non ha saputo sfruttare appieno la superiorità numerica. Decisivi per entrambe le squadre i 2 portieri che in 2 occasioni, come abbiamo detto, hanno salvato il risultato. Ma ecco le interviste. No, una bella partita, devo fare i complimenti ai miei uomini per come hanno interpretato prima quando eravamo in 11 e dopo, soprattutto quando siamo rimasti in 10. Credo che non hanno avuto mai paura di attaccare, hanno mantenuto il campo in un modo straordinario contro un avversario organizzato, un avversario che ci aveva messo in difficoltà in Coppa Italia. Credo che una bella partita, sicuramente l'espulsione ha condizionato molto l'andamento della gara, però credo che noi dobbiamo, in questo campionato può succedere, credo che l'arbitro ha fatto la sua partita onestamente, credo che al di là dell'espulsione è stata condotta in modo egregio. Io credo che le 2 squadre si rispettavano, credo che 11 contro 11 abbiamo avuto molte occasioni per farlo 1-0, loro forse avevano preso il palo
all'inizio di gara, però poi la mia squadra è uscita fuori, ha creato tante occasioni e anche in 10 uomini abbiamo attaccato, abbiamo avuto delle occasioni, ma noi soprattutto il punto, noi siamo contenti dell'atteggiamento, della tenuta fisica, dell'aggressività, della compattezza, quello che cercavamo. Questo campionato è duro, vedete i risultati, non è facile e oggi abbiamo fatto un buon punto che ci dà la consapevolezza che siamo sulla buona strada. E in effetti dopo l'espulsione generalmente la squadra frena o comunque deve riorganizzarsi, ma sono passati pochi minuti quasi perché abbiamo dimenticato che Favara è nel 10. No, ma il lavoro della settimana serve anche a questo, soprattutto quando fai difesa contro attacco, sei sempre in inferiore numerica, devi gestire gli spazi, non è facile, però credo che la squadra abbiamo cambiato modo, il 4-3-2 per avere un'uscita sull'esterno di una mezzala. Credo che si sono comportati benissimo, hanno interpretato il nuovo modulo in un modo egregio e questo ci può dare anche consapevolezza che durante l'anno possiamo anche fare altri ruoli, altri moduli rispetto all'avversario che affronteremo. La cosa che più di tutti volevamo prima della partita era quella di non sbagliare sull'atteggiamento e penso che ci siamo riusciti per 90 minuti, soprattutto poi quando interpreti la partita nel modo giusto, con appunto l'atteggiamento giusto, poi riesci a sopperire a qualsiasi difficoltà si presenti. Ovviamente non dico che è stata una passeggiata, anzi, però ci tenevo proprio per questo a fare oggi ancora di più complimenti ai miei compagni di squadra che sono subentrati a partita in corso. Penso che il risultato che siamo riusciti a centrare è soprattutto merito loro, perché quando in un momento comunque di grande difficoltà sono riusciti a mantenere alta comunque l'intensità della squadra e allo stesso tempo ci hanno aiutato in maniera importante a raggiungere un obiettivo. C'è stato molto rispetto tra le due squadre perché noi sapevamo di affrontare una partita difficile in un campo difficile contro una squadra organizzata, composta da ottimi elementi e ben allenata. Oggi magari la tensione in qualche ragazzo si è vista di più perché abbiamo sbagliato troppe cose semplici, troppi appoggi, troppi passaggi, troppi stop, sono cose che poi alla lunga ripaghi. Alla fine la partita è stata vissuta a momenti, siamo partiti benissimo noi, siamo partiti il primo quarto d'ora, noi abbiamo fatto benissimo, abbiamo rischiato di fare gol, poi 2 o 3 volte abbiamo preso delle ripartenze e ci siamo abbassati e lì è stato bravo il nostro portiere. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione che sinceramente non capisco dove sono state le proteste, perché se si va a vedere Cicirello nella pancia c'è il segnale delle scarpe, il regolamento è chiaro e quindi l'arbitro non ha fatto altro che applicare in quel caso il regolamento, in tanti altri casi non l'ha applicato. Rispecchia il carattere dell'allenatore che non molla mai anche nei momenti di difficoltà e quindi hanno fatto quello che lui ha chiesto, di stringere i denti, ma questo praticamente dagli ultimi mesi ci siamo un po' abituati, visto che continuiamo ad avere sempre qualche mancanza. Non è una giustificazione perché una squadra è composta da 24 giocatori, per mia fortuna, per fortuna anche dell'allenatore, la settimana prossima rientrano altri 2 elementi importanti, Palermo, Deiana, e anche una sorpresa, speriamo, in avanti per completare la rosa, perché il mio impegno è completarla e so che ancora manca la ciliegina sulla torta e io non ho fretta e nessuno mi deve chiedere fretta perché non voglio sbagliare. Una bella partita, una bella cornice di pubblico soprattutto in tribuna, anche l'Enna diciamo che era massiccia come tifosi, i nostri tifosi sapete quale contestazione abbiamo, ma ritengo nel buon senso di entrambe le parti perché non serve a nessuno prendere questa direzione, sia la società che cercheremo di trovare una soluzione sia per i tifosi. Io pubblicamente voglio fare un appello ai nostri tifosi che gli dico che per quanto riguarda la curva, perché loro giustamente pretendono di tifare in curva e ve lo dice uno che è stato sempre tifoso, prima dagli spalti e ora non solo da dirigente, il prossimo anno se prima non sistemiamo questa curva la squadra da parte mia non potrebbero a fare la stagione 2025-2026. Questa è l'unica promessa che posso mandare pubblicamente, è questa. Io ora mi aspetto che contro l'Ajax, che è la partita tanto attesa, ma non solo con l'Ajax, tutta la serie di partite in campionato, ritengo che
di essere presenti, di essere vicino alla squadra, perché è una squadra di tutta la città, non solo da parte nostra, della società o dei tifosi. Quindi forza Favara, forza ai tifosi, forza agli ultra e forza a tutti noi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre chi vuole visionare i nostri servizi li potrà trovare pubblicati sul nostro sito YouTube Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.